quello sì, quello d'acqua, quindi dovete puzzare. Grazie. Sei molto alato. Se ti dice responsabilità vi arriveranno addosso. I sorrisi, la felicità. Nessuno vi può togliere questa tosta adesso. Signori, prego. Scaricatore di torto sembrava. Presidente, ci faccia vedere. Lei mi preoccupa. Sembrate uscite da sala Jessie. Bene, bene, fate un giro e poi rientrate. Sembrano ballerine.
Nella parte degli schermi e degli amici. E non ho capito. Nella parte di Anselmo Aguerdi. Magica bottega di Mastro Geppetto, il maestro stava pensando cosa poter fare per la propria città. Lui era molto triste nella sua bottega e diceva: ma cosa posso fare? Pensò di fare una torta di marzapane a forma di bambino. Però durante la notte un bambino di nome Lucino si aggirò. Pola, mi fanno stare seduta tutto la città, ma che state sulle mani? Tanto male. Abbiamo un posto bellissimo. Benvenuti alla diretta della prova del fuoco! Faccio la sigla! Sono delle tagliatelle di Ma questa non è una di tuo, sì? E allora abbiamo portato la torta più buona. Fuori! Tu sono fuori. Dove sei? Io ero qui per la gara di torte, volevo fare la gara. No, E ti può dire una gara? Lucio. Uno, due, tre, non guardare. Quattro. Freeze. prese le 5 monete di formaggio, andò in giro per la Poco. Ci metti le no, piccola da poca. E domani spunterà un albero pieno di forme di formaggio, vero, non quello di formaggio. E le monete. Freeze. Il topo Ratatouille fregò tutte le monete di Pinocchia e la lasciò appesa all'albero. E se ne andò. A quel punto Cosa ci hanno fatto? Mi hanno ingannato! Ci hanno ingannato! Sì, Pinocchia, ma sei sicura che non hai conosciuto nessuno? Che si chiama Lucino? Sicura! Pinocchia, le bugie hanno le gambe corte! Io so adesso vi presento, venite qua tutti. Allora, nella parte di Geppetto, Babe. Nella parte di Pinocchia, Misetta. Bravi! Bravi!
volta. Biancaneve. Biancaneve era una dolcissima bambina. Abitava con suo papà, che era un uomo dolcissimo ma anche molto severo. Papà, non mi sembra di giochi, sono in fila ungherese. Hai tanta creatività, bambina mia. E con loro abitava anche la bambina. La bambina di Biancaneve aveva un oggetto molto magico a casa, uno specchio veramente incantevole, dove diceva tutto ciò che succedeva nel mondo. Bastava solo che lei dicesse expecto patronum. La mattina era molto vanitosa. Spesso facevamo dei selfie e li postavo su Instagram. Voleva essere la più bella del reale. E per tutta sicura vedo lo specchio. Sono bella. Però lo specchio non era Che chiese? più bella del reale, finalmente. Ma lo specchio. Mo chi glielo dice a questa? Perché aveva paura di essere rotto da un momento all'altro, perché poi mi confessò cos'era successo. Non vedo, non sento, non parlo. Però, Biancaneve era nel bosco, in una casetta costruita poi utilizzare che si basa non si sbaglia. da Ora cucinare che non sono volte cucinare. Poi sì, dai, io vado al supermercato e compro i waffle. Allora ci vediamo dopo. Ora riposo, poi andate a lavorare che io riposo ancora un po'. Guarda con te, questo piccino. Sì, però mi devi fare le pappine pure che c'ho lunghe un po' in casetta. Poi dopo non ci riesco perché c'ho le mani lunghe. Fate uscire il nano con le Non mani. c'è Vabbè, nulla. giochiamo dopo, ora facciamo un po' di nano, Biancaneve popolare dei sette nani, si faceva popolare dei sette nani. Morire, fine, Cuccio andava a lavorare. Così la regina si travestiva vecchia. Oh mamma mia, come un anno cresciuto. La regina, Ah, di buono. quella era che si è travestita. Io voglio tornare a Biancaneve. Ho giorno una caramella, va bene? Sì, perché tu era mia casa. Era la mela lo stesso. Presta, ti ho soffiato anche il naso. Meno male questa caramella sa un po'. Ma sai fare? Ci sono le mie caccoline. Io sono golosa. Bene. Biancaneve la mangiò e il corpo cade in terra. La conoscete? Un po' meno dramma, un po' meno dramma. Ok. Però Biancaneve non si spiegava, passavano i giorni e non preparava più da mangiare ed era un problema per i sette nani. Quindi a un certo punto arrivò un principe. Ah,
unicorno. Principe fece un selfie prima di andare là. Un selfie. Fatto il selfie? Ok. Che stiamo? E che sia roba? Sta che scende. Oh mio Dio! Come tutte le chiappe penso che magari tanto del bacio migliorava. Grazie. È venuta mossa, rifai? Zero! Ti faccio io selfie, tu bacialo! Fu così che il braccio del vero amore risvegliò le io cioccolatita, Mario. La Laia?